nuova puntata di Eventi al Territorio e quest'oggi siamo a Cairano San Marco. Sabato scorso, dopo aver aperto la kermesse dei mercatini di Natale a Cisone di Valmarino e a Follina, siamo qui in quel di Cairano per festeggiare di nuovo i mercatini di Natale, Piazza della Repubblica. Siamo qui con l'amministrazione comunale. Ben ritrovati Francesca, ben ritrovato Marco. È un piacere essere qui. Partiamo con Francesca, assessore del turismo. Grazie. Una grande cosa, questi mercatini che stanno esplodendo sempre di più anche a Cairano. Beh, c'è una bella affluenza, è un classico ormai per noi l'8 di dicembre, il mercatino in piazza e poi l'accensione dell'albero, quindi per noi l'8 dicembre è proprio una tradizione ormai che siamo riusciti a portare avanti anche dopo il Covid, siamo riusciti a farli ripartire e ogni anno c'è una crescita, nonostante ce ne siano tanti altri oggi, riusciamo sempre a ricavare il nostro spazietto. Vabbè, intanto Luigi, grazie per essere sempre presente qui a Cairano di San Marco e ringrazio anche tutta quanta la squadra che ha lavorato sotto tantissimi aspetti per poter rendere positivo questo Natale, questo inizio di manifestazione, questo inizio di feste. Un bel momento molto positivo. E questa è una giornata che inizia appunto i festeggiamenti, dove noi siamo veramente contenti. Io vorrei ringraziare di cuore soprattutto l'assessore Francesca Altin, che è stata veramente il dominus di questa manifestazione, è quella che è stata un po' il centro che ha organizzato e sta coordinando un po' tutto. Questa sera alle 18 abbiamo anche l'accensione del nostro magnifico albero di Natale. Albero di Natale che sarà contornato poi di seguito anche dal presepe, che viene allestito ogni anno in maniera sapiente dalla Proloco, ogni anno con una motivazione diversa e ogni anno insomma dà un esito e un abbellimento a quello che è la nostra tradizione di questo paese. E infatti facevamo un giro prima colloquialmente per i mercatini, una trentina di bancarelle ci sono, quindi un grande successo. Sì, e ne abbiamo anche lasciate a casa perché avevamo un po' di dubbi sullo spazio. Il tempo ci ha graziato perché aveva messo pioggia, invece ci grazia. Ed eventualmente se c'è un po' di più freddo abbiamo la cioccolata calda. Cioccolata calda, brulè, grazie a tutte le associazioni d'Arma che ci sono sempre e le ringraziamo vivamente, ringraziamo la protezione civile che ci permette di fare questi eventi che se no sarebbero impossibili veramente da realizzare. E quindi grazie a loro, ringrazio alle mie spalle, abbiamo le scuole, quindi tutto l'istituto comprensivo, il comitato genitori, le seconde medie che si fanno il loro mercatino per raccolta fondi per i loro viaggi studio, entrambi gli asili abbiamo anche associazioni di volontariato come l'Amico Perfetto. E quindi direi che ci siamo tutti. E adesso andiamo a fare un bel giro. Andiamo a fare un bel giro e invito tutti questa sera, prima dell'accensione dell'albero, ci sarà un bellissimo spettacolo molto innovativo. Ovviamente oltre all'accensione dell'albero, i mercatini e a quant'altro, io e soprattutto la collega Francesca Altin, assieme a tutta quanta l'amministrazione comunale che rappresentiamo, volevamo fare veramente un augurio di cuore che sia un Natale bello e soprattutto che porti felicità all'interno delle nostre case e serenità, cosa che ne abbiamo assolutamente bisogno. Credo di non sbagliare che gli auguri li porti anche Proloco, che è sempre presente e ci aiuta nella realizzazione anche oltre che del presepio, anche di queste manifestazioni. Come avete capito voi telespettatori, se non avete nulla altro da fare, senza togliere nulla ai mercatini,
fate un giro largo, ma poi arrivate qui a Cairano, perché da qui a Natale ne vedremo delle belle e l'amministrazione comunale con tutte le associazioni sono qui ad aspettarvi. Grazie mille ancora da Cairano, Piazza Repubblica, mercatini di Natale, 8 dicembre 2023.